Ciao ciao, sono in uno dei miei angoli preferiti, dentro il caminetto. A casa mia mi chiamano tutti inglesi, pare fosse il soprannome di un signore che amava stare dentro il caminetto. Sono a casa di babbo perché sta preparando, ora vi faccio vedere, anzi ora vi mostro. È arrabbiatissimo perché non vuole essere ripreso. Sadra tagliata de gravito, una specialità sarda. Qualcuno mi ha chiesto, ma come si monta? Allora, noi non siamo esperti. La prepariamo in questo modo. Tagliamo tutti i pezzetti dell'interiora in questo caso del capretino, sono due caprettini, fegato, polmone e cuore, dei pezzi di lardo che ci ha gentilmente fornito il nostro macellaio perché oggi eravamo sprovvisti, ne abbiamo un po' in freezer, ma ci occorrevano all'ultimo momento, e poi un po' di patate. E tra poco vi mostrerò come si montano i vari pezzi. Il mio babbo procede così. Crea un forellino nelle patate. Non so se si è sentito, il mio babbo procede così. Crea un forellino nelle patate. E ora si incominciano a montare i pezzi, vedete, alternando. Ha iniziato con la lardo, la patata, poi il polmone, il fegato, un altro pezzo di lardo e via discorrendo. Visto come è arrabbiato? Perché tutti gli dicono: Benigno, ti abbiamo visto, ti abbiamo visto. Alessia, tappo un questo telefono. Questa Adesso? parte finale ha molte patate perché a me piacciono tanto, quindi ognuno se la prepara un po' come vuole. Si sposta se si arriva troppo verso la punta. Per cucinare questo piatto, questa pietanza, è necessario preparare il fuoco in un certo modo. Noi invece siamo arrivati, io sono arrivata con satrattalia smontata all'ultimo momento quando il fuoco era già fatto. Infatti sotto si vedono i tronchi che non vanno bene e quindi questo è come dire ci arrangiamo, altrimenti avremmo dovuto spegnere i tronchi, portarli fuori e preparare il fuoco soltanto con i rami sottili che mio babbo chiama ramicciusu. Ma dai, diciamo che cerchiamo di aggiustare il tiro in corso d'opera e vediamo come va. Ci vorranno 2 orette buone. Perciò vi saluto e ci vediamo più tardi, anzi, ci sentiremo più tardi. Ecco che il fuoco comincia a ravvivarsi. Si fa asciugare un po' e poi lentamente girare. Sentito mio babbo? Che può tranquillamente asciugare mentre gira. Adesso noi aggiungiamo tutti gli altri pezzi. Andrebbe poggiata da un'altra parte. Noi abbiamo messo della carta per terra ed è appoggiato la punta dello spiedo sulla carta. È vero che un piatto tradizionale bisognerebbe seguire certe regole, ma è vero anche che ognuno se la prepara un po' come gli pare. E allora noi procediamo così. Con una mano si gira e con l'altra si tiene quello che io e Riccardo chiamavamo il filo, i fili del sadratalia. In realtà è il budello del caprettino, rigorosamente super lavato. Mamma sicuramente ci avrebbe fatto fuori perché non siamo sopra il tavolo, ma è tutto pulito, per cui a noi ci sta pur bene così. Gli artisti incrociano bene con un disegno fantastico tutto l'intestino. Noi lo abbiamo sistemato così alla bene meglio, anche se sta diventando ormai pubblico, ma va bene così. E poi noi l'abbiamo bloccato con degli stecchini. Mi ricordo che quando ero piccolina a casa di alcuni anziani vedevo che utilizzavano dei piccoli rametti che appuntivano con i coltelli serramanico, con serrasoia. E gli esperti, non so se l'ho già detto, non hanno bisogno perché fanno tutto un intreccio, un incrocio e si arrangiano così, perché sono degli artisti. L'importante è raggiungere il risultato, sicuramente sarà buonissima. Ta cosona. Ci siamo quasi, quasi pronta.
piatto è pronto, aspetta semplicemente di essere gustato. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.